Guarda al futuro della sanità territoriale la Regione del Veneto e lo fa mettendo a terra i pilastri della nuova sanità di prossimità delineata dal PNRR, uno su tutti gli ospedali di comunità, strutture che fungeranno da punto unico di accesso alle prestazioni sanitarie. La provincia di Treviso ha l'aspettativa di vita alla nascita più alta in Italia, 85 anni, seguita da Trento e Firenze. Oggi è importante sviluppare la sanità territoriale per dare risposte a dei cittadini che invecchiano, hanno un'aspettativa di vita alta e quindi un maggiore aumento della cronicità. L'obiettivo che abbiamo è di dare risposte e cure ai cittadini sempre più vicini a casa, nelle proprie residenze. Per questo il lavoro che si sta facendo è un lavoro importante. A Treviso verranno realizzate 17 case della comunità, 9 ospedali di comunità. Un progetto strategico che porterà all'attivazione di una struttura in grado di garantire servizi più accessibili, moderni e integrati, diventando punto di riferimento per la salute comunitaria. Il futuro è sicuramente l'implementazione, l'aggiornamento e il potenziamento della medicina territoriale. Da qui tutte le nuove novità, le case di comunità, gli ospedali di comunità, le COT, quello che può essere la farmacia dei servizi, insomma tutto quello che serve oggi per potenziare la parte del territorio, per far sì che il cittadino abbia un luogo di cura sempre più vicino a casa, di qualità, chiaramente professionale, ma anche un collegamento specifico con la rete ospedaliera. Sono 99 le case di comunità previste in Regione Veneto, saranno dei presidi importanti di collegamento con la parte ospedaliera, ma anche avranno all'interno dei collegamenti molto importanti con gli enti territoriali, i comuni, quindi per quanto riguarda la parte sociale, proprio per prenderci in carico delle persone in tutte le sfaccettature e in tutti i periodi della vita. Il nuovo approccio sanitario territoriale godrà di centrali operative capaci di offrire telemedicina e l'installazione di nuovi macchinari d'avanguardia fra TAC, mammografi e altri sistemi radiologici fissi. Provincia di Treviso è pioniere anche di nuove frontiere e nuovi servizi. Penso alla telecardiologia, già sperimentata con successo nel distretto di Conegliano, Vittorio Veneto e Pieve, alla teleriabilitazione a Paese, alla teleradiologia portata nelle case di riposo. Grazie di cuore a tutti gli operatori sanitari trevigiani per questo grande lavoro per la sanità pubblica.